Allora, sono già da 12 secondi in video, già mi sono rotto i coglioni. Motivo, cioè 3 ore per partire con questa sorta di diretta che, boh, non so. Volevo fare questa diretta veloce giusto per provare, mai fatta una diretta, quindi volevo un attimino provare questa situazione della diretta. Fammi vedere cosa sto facendo. Eccomi qui in diretta. Ecco qui. Allora, ho provato ad affilare il mano libera come sempre, non lo so dove sono arrivato, cosa ho fatto, vedremo durante il corso. E dato che non ho fatto mai la diretta, ho detto, bah, voglio fare questa diretta per vedere cosa. Ho scelto proprio il momento sbagliato perché non so la filatura come è andata. Altre volte provo, faccio, dico, ma questa volta non ho provato niente. Non so come funzioni, non so come funzioni la diretta proprio in genere, perché non lo so come funziona questa cosa. Vado a scavare, il mio sapore, non ho preparato nulla, non ho fatto nulla, tutto così a sorpresa. E quindi, boh, vediamo. Sapone, cazzo il Mondial che non uso oramai da tempo e niente. Vediamo, gli ho dato un po' d'acqua, il pennello già era a bagno da qualche oretta. Mi sciacquo un attimo il viso. Scusate un attimo. Arrivo. Allora. Eccomi qua. Eccomi qua. Vediamo un po'. Allora, parto con questa insaponata. Carico il sapone. Non lo so sinceramente dove mi. Mamma mia, che profumo che sprigiona, il tabacco verde è fantastico, sprigiona un profumo che è veramente bellissimo. Cioè, è questione di gusti come dico sempre, ma a me piace veramente tantissimo. Famiglia, la mia sottobuona dove solitamente intingo il pennello per dargli acqua. Sarà ovviamente la peggiore diretta del mondo perché non ho preparato niente, sono un attimino teso, non so se va bene il mano libera, se non va bene. L'avrei pubblicata lo stesso, pure come faccio di solito indirettamente. Veramente oggi avevo deciso di non fare video perché la barba, comunque la barba che ho fatto venerdì, quindi non è che ce ne sia tanta. Ho fatto l'ultimo video perché ha seguito col plasticone della Wilkinson, quindi e devo dire mi sono ricreduto su quel rasoio perché veramente non si sente, tante volte dicono ma quello non è, qualcuno ovviamente non si trova bene come ho già detto, qualcuno si trova male con questo tipo di rasoio perché io quello che dico l'ultima volta che cioè l'unica volta che forse l'ho usato con le lamette della Wilkinson e devo dire che non mi sono trovato bene perché le lamette della Wilkinson non mi danno, le considero un po' come le Bic. Vediamo cosa succede qua. Messaggio, alcuni messaggi come. Boh, non lo so, ci sono funzioni che non conosco, vabbè, lascia perdere. Boh. Se qualcuno scrive forse me ne accorgerò, può apparire a qualcosa, non lo so. Magari.
bella saponata, questo sapone io lo trovo fantastico, cioè, mamma mia, non riesco a capire come costa sto sapone, perché su 28 euro, ma io li trovo spesi bene perché sono veramente innamorato di questo sapone. E mi dispiace che sia quasi terminato perché devo poi, mamma mia, guarda qua, quanto ce n'è. Voglio andare bello liquido con questa, perché se devo usare mano libera, ecco qua. Ciao Francesca, ti leggo, ti leggo. Ecco qui. Allora, partiamo e vediamo se taglia, perché sinceramente non lo so se taglia. Va fino ad adesso non so se taglia o meno. La disinfettata, boh, mo vediamo. Perché ci ho messo mano in maniera un po' frettolosa, eh. Quello che ho notato, allora vediamo se ha tagliato qualcosa. Ecco qui, non so con la messa a fuoco, ecco qui. Quello che ho notato, che mi ha fatto notare anche mio fratello, ha detto guarda io il video alcune volte lo riproduco, lo trasmetto per la televisione e ingrandito, quando vai a fare con alcune volte ci sono dei punti che infatti li ho notati anche io, delle imperfezioni dove io ci ripasso poi dopo, magari steso sul momento, guardando così non si vedono, però poi dopo vado ad avvicinarmi allo specchio perché stando qui davanti al telefono c'è un margine, diciamo, abbastanza ampio. Io da vicino non vedo bene, quindi lascio immaginare. Allora, i punti solitamente critici sono questi, diciamo, critici perché non, diciamo, fa anche un po' paura perché sono punti pure abbastanza delicati, sotto al labbro e cose varie, devi fare attenzione perché se becchi sul labbro sicuramente ti fai male. Secondo me devo affilarlo ancora meglio perché devo dire che non sono molto soddisfatto dell'affilatura, però la barba la sta portando.
voglio dare un attimo una scoramellata prima del... ecco, ora credo che ci saranno dei rumori. Vedi, non riesco a portare via proprio bene. Voglio vedere un attimo. Ovviamente tutto dal vivo non posso mettere in pausa, cerco di girare un attimo la telecamera di là dove ho la mia brava caramella stesa. Eccola lì, non so se riuscirò a... Ecco qua. Allora, vediamo. Ta. Vado a dare un altro po' di sapone. Fammi sapere io pure. Non lasciare un disinfettante pure. Ecco qui. Allora, vado a dare un po' di sapone. Altro che mi è bollato 1 chilo di sapone. Vabbè. Se non basta vado a pescare di nuovo. È più quello che mi sta volando a terra che il resto. Mi sta volando un cofano di sapone a terra. Ecco qui. Vado a prelevare un altro po' di sapone perché ecco che ne era rimasto ancora. Sai quando vai a montare, specie quando la ciotola è vuota, ti rimane un bel residuo di schiuma, quindi vuoi tranquillamente prelevare anche quella perché non è che me ne serva chissà cosa. Un po' d'acqua, vediamo. Praticamente sta nevicando andare da casa con questo lavoro, perché sto facendo un lavoro tutto parte. Allora, io spazzanina era poi forse. Ecco qua. Va bene così, vediamo se il rasoio riesce a farmi terminare la barba, altrimenti, beh, pazienza. Mi sa che lo devo guardare un po' meglio sto rasoio perché
Allora, vi dico subito, l'affilatura va rivista perché, per quanto non è soddisfacente, quindi devo stare ancora lì rispetto alla volta scorsa che invece ha tagliato bene in maniera che mi ha soddisfatto. Un attimo solo, mi asciugo un attimo la faccia così vedo un attimo anche la situazione, in maniera che mi ha soddisfatto. Questa volta devo dire l'affilatura, come ben si vede, ecco. Non ok, però nonostante questo l'affilatura non è al punto giusto, quindi continuando andrei solo, diciamo, a dare a cercare di ritirare la pelle e non mi va. Diciamo che la barba l'ha fatta, però sui punti critici dove bisognerebbe andare e fare a portare porta, però vedi, facendo così già dovrebbe asportare, non asporta come dico io, quindi ed ecco qua, niente, c'è ancora da lavorarci sopra. Ecco qui. Quindi terminata questa diretta mi metterò a lavorare sul rasoio e a rifargli il filo e cercare di farlo come si deve. Poi a questo punto non mi resta che salutare, ci vediamo la prossima volta,
avrei pure cominciato a staccare sta diretta, che non so nemmeno come staccare la diretta. Ci vediamo la prossima volta e niente, sicuramente la prossima settimana, perché non lo so, mercoledì, giovedì, venerdì direttamente, non lo so, ma vediamo. E niente, vedo nel frattempo in settimana se faccio una barba infrasettimanale, cercherò di provare ancora la rassatura del mano libera e vedere se sono riuscito ad affilarlo, diversamente niente, poi lo porterò comunque a sistemare. Come ho sempre detto qua su Lucena quando tengo su fatta, però la volta scorsa devo dire è andata molto bene la filatura. Voglio, a questo punto io vi saluto, ci vediamo alla prossima, buona domenica, buon fine settimana, buon fine settimana, no, è venuto, buon proseguimento della domenica e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, Salvatore lo saluto e via. Allora, vediamo come staccare questa diretta perché non so come staccare la diretta. Ta-ta. Allora, vediamo come staccare la diretta. Come si stacca la diretta? Non fa niente, tu. Condividi, stang. Ma perché? Indietro, questa è divertente questa parte perché io non so mai che caccia fa. Ecco qui, almeno sono di faccia. Vediamo, proviamo a staccare così, vediamo che succede. Interrompere la ok.